Benvenuti in una nuova frizzante puntata del nostro viaggio nel gusto, amici di Radio Chef. Oggi vi portiamo dove il sapore incontra il sorriso, nel cuore di un evento unico che fonde l'arte della satira con l'eccellenza del vino. Parliamo infatti del primo Festival Mondiale della Satira Enoica, una vera celebrazione delle storie, dei territori e del sapore del vino, che sapete che qui in Friuli Venezia Giulia è un protagonista molto importante. Vengono un po' raccontati con ironia ma anche con grande creatività, e a guidarci in questo percorso diamo subito il benvenuto alla nostra ospite, una vera regista del gusto e della cultura, perché con noi c'è Laura Ceccone, event manager del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, che ci svelerà un po' in retroscena di questo affascinante progetto che abbraccia Italia e Slovenia tra vignette, calici e tanto buon umore. Ciao Laura, benvenuta qui con noi, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno, grazie per questa bellissima introduzione dove è centrato proprio il punto del Festival dell'Enosatira. Quindi un connubio è il primo festival al mondo che va proprio a fare il connubio tra vino e arte. Un festival transfrontaliero, quindi vedremo sia le cantine friulane sia le cantine slovene, vedremo però anche assaggi di cantine da tutta Italia, e soprattutto i vignettisti che saranno i protagonisti assieme ai vignaioli in questo festival, vignettisti che arrivano da tutto il mondo, perché Enosatira va a festeggiare i 25 anni di Spirito di Vino. Spirito di Vino è un concorso nato nel 2000 grazie a un'intuizione della presidente del Movimento Turismo del Vino, Elda Felluga, quando voleva comunicare il vino senza il vino. Una pazzia sembrava ai tempi, ma questa pazzia è stata la strada vincente. E ad oggi contiamo più di 9.000 vignette arrivate da tutto il mondo, e queste vignette ci permettono proprio di vedere la visione degli artisti anche in paesi dove il vino non è utilizzato ogni giorno come da noi, non è contemplato nei consumi. E quindi questo comunicare il vino attraverso le persone è stata proprio la chiave che il movimento ha voluto sposare in questi 25 anni. Quindi quale miglior modo di festeggiare 25 anni con un festival proprio dell'Enosatira, da qua nasce anche il nome, e saremo proprio a Gorizia il 26 e il 27 aprile, quindi vicino a un ponte, però speriamo di avervi tutti con noi perché abbiamo tante belle esperienze. Beh Laura, sarà un modo perfetto per scoprire anche il nostro territorio, perché ci saranno delle degustazioni esperienziali, così ci buttiamo anche un po' nella pratica. Durante questo festival esatto. Ci saranno dei momenti speciali. Puoi darci un'anteprima di cosa potranno vivere quindi i visitatori? Allora, partiamo proprio col sabato mattina, dove faremo un convegno, un focus di quanto sia importante l'enoturismo in Friuli Venezia Giulia, ma in Italia come in Slovenia. Avremo interventi importanti come Carlo Cambi, due professori, Salvatore Amaduzzi dell'Università di Udine e Antonello Maruotti dall'Università LUMSA, che ci hanno aiutato a capire proprio come l'enoturismo sia importante nei nostri territori, accompagnandolo però con dei numeri. Avremo Silvestro Serra, direttore del Touring, Carlo Cambi, come ho già nominato, Alfio Cranci, il presidente della giuria di Spirito di Vino, e le due presidenti del movimento, quella friulana, Elda Felluga, e la Violante Cinelli Colombini, presidente proprio del Movimento Turismo del Vino Nazionale. Seguirà poi al pomeriggio una masterclass, Il gusto in 4 calici, con abbinamento gastronomico, sarà a cura di Wayne Young, dove avremo anche una sorpresa, perché non saranno solo 4 calici, ma non vi spio altro. E poi a seguire ci sarà, anzi al contempo e a seguire ci sarà la degustazione libera, quindi banchetti delle cantine dove si potrà assaggiare i vini di queste cantine, ma al contempo ci saranno i vignettisti che andranno a personalizzare i calici, le bottiglie, per creare degli oggetti unici al mondo che poi l'enoturista, i nostri amici, i nostri wine lovers potranno portarsi a casa. La domenica poi avremo sempre una degustazione guidata, quindi vignettisti però e vignaioli, perché i vignettisti racconteranno dei aneddoti, dei segreti sulla produzione, sui vini, e i vignaioli e i vignettisti andranno a decorare questi aneddoti. Poi sempre sarà accompagnato dalla degustazione con i banchetti un po' più libera, dove appunto però ci saranno sempre queste decorazioni. A chiudere il tutto ci sarà proprio un bus dell'Enosatira che accompagnerà coloro che si prenotano, perché io sottolineo l'importanza di prenotarsi perché i posti sono limitati,
e stanno proprio, li stanno occupando con molto entusiasmo, il bus dell'Enosatira. Quindi andremo alla ricerca di queste stanze di spirito divino che noi abbiamo creato, quindi le cantine ospitano le vignette di spirito divino. Avremo purtroppo l'occasione solo di vederne 3, a differenza di tutte le altre 15 cantine, che però potrete sempre, queste vignette ci sono sempre in cantina e quindi si può creare un itinerario proprio dell'Enosatira, così si chiama. E quindi andremo in 2 cantine friulane e una slovena, dove ci sarà la visita in cantina, la visita appunto delle vignette e poi una degustazione col vignaiolo. E con questo viaggio andiamo a concludere un po' queste 2 giornate di binomio. Beh, direi un viaggio bellissimo, quello che ci porta a scoprire sia il nostro territorio sia anche un po' l'oltreconfine, e parlavi anche di ottimi abbinamenti tra food e vino, naturalmente, che non possono mancare neanche in questo appuntamento, e colgo l'occasione anche per raccontarti la ricetta del giorno, che arriva da Anna, che ci scrive dalla provincia di Udine, perché è una ricetta perfetta per questo periodo, perché ci parla di questo periodo pasquale, ed è un legame tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia. Richiama la terra, richiama la stagionalità e anche un certo spirito quasi satirico naturale, chiamiamolo così, perché è una buonissima frittata alle erbe spontanee. E dicevamo così perché ogni famiglia ci può mettere le sue erbe, ognuno ha la sua varietà, ognuno sceglie quelle che trova, quelle del momento, o anche le abbina al proprio gusto. Cosa vi servirà per preparare questa ottima frittata? 6 uova fresche, un cipollotto fresco, una manciata di erbe spontanee di campo, potete scegliere veramente tra tantissime. Quelle che vi consigliamo sono il tarassaco, il silene, o anche chiamato sclopit, l'ortica, che è molto buona, il luppolo selvatico, oppure anche, se volete rimanere un po' più sul classico, spinaci, rucola. Potete scegliere anche delle erbe un po' più disponibili più facilmente. Olio extravergine d'oliva, sale, pepe e, a piacimento, del formaggio grattugiato, della ricotta affumicata per arricchire un po' la nostra ricetta. Dovrete andare a lavare bene le vostre erbe spontanee e poi le sbollentate per circa 2-3 minuti in acqua salata. Le scolate, le strizzate molto bene e le tritate grossolanamente. In una padella fate appassire il cipollotto tritato con un filo d'olio, poi aggiungete le erbe, le fate insaporire per qualche minuto e in una ciotola nel frattempo sbattete le uova con sale, pepe e, se volete, il cucchiaio di formaggio grattugiato o la ricotta affumicata. Versate le uova direttamente in padella, le cuocete la frittata su entrambi i lati, potete anche provare e dilettarvi nel salto con la padella, e poi la cuocete fino a doratura. Una bella curiosità è che questa frittata pasquale alle erbe era un modo per fare un po' pulizia in cucina e anche nella campagna, perché si andavano a raccogliere queste erbe, quello che la natura offriva, e poi si andava a gustarle in compagnia, anche perché ogni erba ha un significato ben preciso. Ad esempio, il tarassaco va a purificare, mentre l'ortica ci dà un po' di forza, anche perché ha veramente una buona quantità di ferro all'interno, quindi è perfetta anche per così ricaricarci un po' le energie. Tra poco parliamo anche di abbinamenti, ma continuiamo a farlo anche con la nostra Laura, perché Laura, questo evento va un po' ad unire, dicevamo, le persone, ci fa scoprire i luoghi, i sapori autentici, quindi quanto è importante avere tutte queste cose a disposizione per rendere unico un evento internazionale. Beh, il vino, diciamo che è scontato dire che in Friuli, nella nostra terra come in Slovenia, i vini sono buoni, però dietro al vino si nascondono delle persone, si nasconde la storia della persona, del vignaiolo, ed è questo che dà il valore aggiunto al prodotto. E quindi il nostro festival vuole proprio questo raccontare quello che si cela dietro il prodotto che troviamo nel calice, tutta la storia che ha portato a quell'obiettivo e a quel prodotto. Quindi è di fondamentale importanza avere con noi proprio la presenza di questi vignaioli che presentano loro stessi i loro prodotti, e perché no, accompagnarlo appunto anche da questi vignettisti che comunque sono le persone che poi vanno a degustare il vino prodotto e riescono a dare questa interpretazione con una chiave satirica, e sarà proprio questo il cuore e l'obiettivo che l'associazione vuole condividere con coloro che verranno a trovarci in questi 2 giorni. Che bello, dicevi un viaggio veramente meraviglioso. Chiudiamo ancora parlando di abbinamenti e colgo l'occasione di averti qui con noi, avere il movimento turismo del vino qui con noi, che ci porta nelle migliori cantine del Friuli Venezia Giulia, per dare qualche abbinamento, così un bel bianco per andare ad arricchire la nostra stagione. Ad esempio, tra i brindisi profumati, anche in abbinamento alla nostra ricetta della frittata alle erbe, oppure alle erbe in generale, possiamo scegliere un buon friulano, che è il compagno perfetto anche per tantissime ricette, tantissimi piatti di
di questo momento. Vino bianco per eccellenza, simbolo del nostro bel Friuli Venezia Giulia, aperitivo per definizione, ma anche i suoi profumi, le sue sfumature ce lo fanno accompagnare perfettamente anche ad esempio a un buon piatto di uova con asparagi, alle frittate in generale, anche ai piatti della tradizione come il risotto, delle buone frittelle, dei formaggi o del buon radicchio. Ricordiamo che fino al 2007 si chiamava Tokai Friulano, ma l'Unione Europea lo costrinse a cambiare nome per non confonderlo con quello ungherese, dolce e completamente diverso come gusto. Così morì e rinacque proprio il giorno dopo, dal 31 marzo al 1 aprile, come friulano, una vera resurrezione enologica per rimanere in tema. È uno dei vini più amati dai friulani, elegante, floreale, da gustare, piccola così accorgimento, tra gli 8 e i 10 gradi in un calice bello snello. Poi volevo parlare ancora della Malvasia istriana, bianca, fresca, fragrante, perfetta per accompagnare i piatti a base di pesce, anche le erbe aromatiche. Ha dei profumi veramente molto intensi, un tocco anche di erbe selvatiche, e quindi se volete raccontare qualcosa del nostro territorio, lei ha anche il profumo di una buona primavera e potete gustarla fresca tra gli 8 e i 10 gradi in un calice a tulipano. Ricordate che il bicchiere fa sempre la differenza. Chiudiamo il nostro excursus anche con una buona Vitovska, vino del Carso, dalla terra proprio al mare, bianco, essenziale, asciutto, verticale, coltivato tra i bellissimi venti del Carso, si sposa con piatti leggeri, ma in una versione macerata può anche assumere un po' più corpo, diventando perfetta anche con un buon tagliere di salumi, di formaggi e di piatti della tradizione carsica. Un vino che racconta la forza della terra, la leggerezza del mare e che va servito tra gli 8 e i 10 gradi se giovane, 10-12 gradi se un po' più strutturato. E dopo aver fatto un bel viaggio tra le cantine del Friuli Venezia Giulia, andate a trovare i produttori, perché loro veramente sanno raccontarvi tutto quello che di bello producono, anche proprio prendendo la forza del territorio. Vi ricordo che tutti questi vini li potete trovare anche ai supermercati Bosco di Trieste, quindi se volete così gustare qualcosa di buono, trovate veramente una selezione vastissima scelta da Giorgio Bosco, che ci accompagna anche nel nostro Friuli Venezia Giulia con sempre un pizzico di storia e di buona cultura. Scegliete il supermercato Bosco, il punto vendita più vicino a voi, e andate a gustarvi la Pasqua anche direttamente con i dolci della tradizione triestina e di tutto il Friuli Venezia Giulia, perché lì potete sempre trovarli. Laura Ceccone, con il Movimento Turismo del Vino invece ci vediamo con Enos Satira. Ci ricordi dove possiamo prenotarci e trovare tutte le informazioni? Il festival si terrà 26 e 27 aprile, quindi siamo alle porte, i posti appunto stanno terminando, quindi correte su enosatira.com a prenotare il vostro posto, appunto. Grazie Laura, è stato un piacere stare in tua compagnia. A questo punto buon weekend e un bel brindisi a tutti. Buon weekend e un brindisi di vino a tutti. E anche per il nostro appuntamento con Radio Chef oggi è tutto. Non dimenticate di sintonizzarvi ogni giovedì e venerdì alle 12:30. Domani in particolare parleremo di Pasqua, Pasquetta, tradizioni pasquali da non perdere, da portare direttamente a casa. Non mancate, continuate a seguirci anche sul nostro sito radio.0.it e sulle nostre pagine social. Ciao ciao, buon pranzo a tutti.